Su Ali per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. 7:30 di mattina di un giorno feriale e siamo pronti per partire per fare un girello in giornata, tanto per sgranchire le gomme. La giornata si preannuncia ancora solare e calda, anche se l'estate ormai è andata, e ci prepariamo. Giro del Montebaldo e poi affronteremo il Baremone, che abbiamo fatto tantissimo tempo fa, e adesso è giunto il momento di rifarlo. Andiamo! Strada curvosissima e divertentissima, tratti di zig-zag ben guidati alternati a tornanti larghi e divertenti. Questa per il momento la SP8 del Montebaldo che vedete qui dietro Atena. Giornata fresca, il cielo azzurro. L'estate è finita, è iniziato l'autunno, infatti le foglie cominciano a ingiallire. Yeah. Ecco la strada che serpenteggia sulle pendici del Montebaldo.
dircelo, l'autunno che incombe. Colori sempre più belli, sempre più spettacolari dell'autunno che arriva. Ma guardate che spettacolo. So che c'è chi lo odia l'autunno. Io l'adoro, come tutte le stagioni del resto, perché alla fine una va via l'altra, una dietro l'altra, è come la vita. E vanno apprezzate per quello che sono. Una meraviglia. Giornata questa, mi sa, perché le soste panoramiche sono veramente infinite, ma d'altra parte quando sei nei posti belli e ovviamente se non ti fermi a fare foto significa che hai trovato un postaccio. Guardate che spettacolo, una strada veramente notevole. C'è anche poca gente, è vero che è infrasettimanale e quindi ce la godiamo.
panorama sul lago di Garda. Allontaniamo un pochino dal lago di Garda per poi rientreremo su riva del Garda. Comunque i panorami si mantengono veramente spettacolari e straordinari. C'è un po' di foschia in valle, però quassù il cielo è azzurro.
e se il video vi è piaciuto vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.